No, I'm not a writer. C'è questa Blair Witch progettata qua. Cioè, pensa sul serio se succedeva tipo un cinghiale qualcosa. Ti prende te di sicuro? Me? No, è che prende me. Perché deve prendere me? Perché deve prendere me? No, ma perché deve prendere me? È un cane pericoloso. Secondo me prende il cane prima. No, O il cane prende lui. la seconda. Poi io puzzo, tu no. Cioè, no, in realtà io puzzo. Ormai l'hai detto. No, puzzo nel senso No, puzzi. che... No, puzzo La Francesca nel senso puzza. che siccome mi sono lavata per un animale puzzo. Tu Ho invece capito. sai di animale perché non ti sei Perché lavato. e sono quindi- wild. Esatto, e quindi è più probabile che viene attaccato tu. Ho capito. Capisci? Sa. Ma sì, questi sono i giochini per bambini speciali. Andare al buio così sapendo che... Evitare di spaccarsi le gambe. Esatto. Nel Una passerella wild. spaccata. Sì, il bello di questi posti è perdersi così, popi popi. E noi chissà se vede l'amico Fritz a casa, ma siamo un po' così, un po' nel wild, spersi. Un po' nel nulla. Vedi, nel nulla, siamo in mezzo a verde, boschi. Dove vedi il verde che tipo nero? Vabbè, con l'immaginazione, gli do la luce, metto a fuoco e torna verde, no? Ah, ok. Non capito? Vuoi che ti faccio il cazzo di caffè ora che ho finito il vino così la smetti di rompere i coglioni? Proprio così schiettamente, sinceramente. Sì dai, ci sta il caffettino. Facciamo il cazzo di caffè. Povero Yuri, non mi fai neanche il caffè. Ma no, non aspetti neanche che finisco il vino, cioè non è che si può bere vino e caffè. Ma mi hai detto tu, ti faccio il caffè la mattina, Certo, te lo faccio. e io ti ho creduto, hai capito? Bene, ho messo sul caffè. Cioè, ma mi dai il caffè nei bicchieri di plastica? No, li ho messi per l'acqua. Ah, Però effettivamente devo sciogliere le tazzine. sa. Sa. Lemmy, tu gli hai già pinzato il divano? Hai detto, quello è mio, guarda che faccia da Cecibo in arrivo. Da Cecibo in arrivo. Eccola, ogni movimento delle credenze, vero Emi? Tac, sulle orecchiette. È un po' come quando diciamo dov'è il bau, eccola là. O dov'è il gatto? È uguale, è la stessa cosa alle credenze. Ma sì, è un richiamo ancestrale dei tuoi istinti. Perché una volta i cani primitivi, quando sentivano aprire le credenze delle grotte, delle caverne, tiravano sulle orecchie, no? Perché sapevano che il padrone primitivo gli dava le cose, no? Ti rispondo ogni tanto lei. Ecco, qui possiamo vedere l'esemplare di donna camperista dal pelo bruno che lava i piatti. E siccome e questa vedi, è una cosa da spiegare nei dettagli alle signorine che ci seguono, no? Perché siccome la donna camperista dal pelo bruno, cioè stiamo ancora girando un po' il geo, non ha caricato l'acqua, ok? E cosa succede? Non è che qui in camper è come a casa che l'acqua continua, no, in camper hai l'acqua misurata, diciamo, no? Sotto un certo punto di vista. Quindi per cui se la finisci, cosa fai? Bottiglie o trovi un posto per andartela a caricare. Poi il discorso che facevamo l'altra volta, per qualcuno può essere una rottura di palle, per altri È l'avventura, figlio. eccola là, eccola. Cazzo. Vedi, questa è zingara dentro, questa è wild dentro. Ci piace, dai, questa qua. È tutta avventura. Sai quanta gente mi dice ma il bagno, ma poi sei donna, ma poi qua, ma poi là, ma poi che cazzo vuoi? Ma sai che quasi tutti pensano che non c'è la doccia? Sì, ma la gente pensa che vai a vivere in camper e vivi in mezzo alla merda. Cioè, in realtà poi, perché per esempio anche al lavoro, da me inizialmente tipo mi hanno fatto un po' di pieghe dicendomi però, cioè sei proprio zingara, no? Cioè cosa fai? Fai la mendicante. Ma fioi, cioè voi sapevate che io abitavo in una casa, però nessuno si è mai preoccupato di come fosse casa mia, perché c'è gente che ha la casa ma vive in mezzo alla merda. Chiaro. Quindi non è che se ho 50 metri quadri o se ne ho 10 o 20 cambia. Quindi è tutto spirito di adattamento. Infrangiamo quindi anche questo stereotipo. Camper non significa sporchi o senza dignità. In più abbiamo anche la doccia. Beh, boia. La Francesca qui, che però non vuole che la chiamo Francesca, Esatto. quindi io la chiamo Francesca, Giusto. ha anche il bidet, cioè, Sì. tra l'altro. Se Quindi volete insomma dopo ve lo voglio faccio dire. vedere. In più la Francesca, vabbè, il camper Se non la smetti diciamo di chiamarmi Francesca giuro che ti faccio esplodere la gruppo. la Pro, questo è il nome di una scoreggia. Comunque la Francesca, come quasi tutti Vieni.
i camper nuovi, cioè non è che la Francesca è un camper, però vabbè, aspetta, è il vinello che parla. No. Allora, lasciamo un po' di tempo al cervello che deframmenta le parole da dire. La Francesca ha un camper tra virgolette moderno, il che significa che ha la doccia separata. Per carità, dopo dipende sempre dallo spirito di adattamento di ognuno, però cazzo, avere un camperino con la doccia separata è Tanta roba. è tanta roba, sì. Io praticamente invece, hai visto com'è il mio? Cioè io ho il bagnetto, cioè il lavandino e water, tutto attaccato, tutto nella stessa cabina, diciamo, no? E dal lavandino ti tiri su il piccio dell'acqua e ti lavi là, quindi bagni anche il water, bagni tutto, hai capito? E mentre lei invece no, lei ha proprio la vasca della doccia e si separa. Guarda che c'è un signore fuori casa tua, sta andando nel wild. Anche noi Sì. siamo parcheggiati un po' nel wild qua, L'ho cioè, visto guarda che... passare prima, mi sono un attimo cagata addosso, infatti. Che bel panorama, la Francesca. Basta! Non ti sono più amica, se continui. Ti ho tirato fuori anche il ciambellone, hai visto? Buono, Ciao Fiai. abbiamo deciso che siamo distrutti. Abbiamo deciso, siamo distrutti. No, non siamo più fatti per il wild. Cioè No, tu sei ci vecchia sei- dentro. no, Io ho tu- 24 anni. Tu sei vecchio dentro. Tu No, io sei sono vecchio vecchio sia fuori. dentro che fuori. No, io ho 24 anni. No, Vabbè. mi dispiace. E insomma niente, siamo un po' così. E abbiamo detto salutiamo, chiudiamo qua. Salutiamo in 02. Sì, lei torna nelle sue zone, nei posti zingari là dove sta lei. E basta, via dal wild. Via dal wild, Via dal che wild. tristezza. Cioè, abbiamo anche un nuovo ospite, c'è un cimicio. E allora dai, spero. Digli tu, spero di non aver rotto il cazzo, tutte quelle robe là. Spero di non avervi rotto spero di non avervi rotto il cazzo, che poi non so neanche perché lo sto dicendo. In Perché realtà. te l'ho detto io. Ah, ok. No. Spero che vi siate divertiti, che vogliate anche voi sperimentare quello che è il wild, che capiate cosa significa stare nel wild, diglielo Yuri. E per le signorine, insomma, di aver dato quelle informazioni in più, insomma, che chiedevano. Eventualmente io direi magari scrivono nei commenti se hanno altre domande o qualcosa Sì. che sicuramente abbiamo tralasciato. Anche perché Ovvio, lasciate un like, iscrivetevi. volevo dire che siamo un po' straffattoni di nostro, cioè non è che ci droghiamo, però No, non ci droghiamo. essendo comunque così un po' straffattoni ci dimentichiamo le cose, spariamo parole Giusto. un po' così alla cazzo, quindi sì. Discorsi incompleti Esatto. o che non si Quindi- connettono tra di loro. Esatto, tutto quello che non abbiamo spiegato bene o non abbiamo spiegato, insomma, se lo chiedete, Mhm. il prossimo video da qualche parte, in un altro wild, non in questo wild, un altro wild Sì, ancora. stiamo già organizzando. Sì? No, non ne abbiamo parlato Siamo prima. i pagliazzi. Sì. Ne avevamo parlato prima. È vero. No? Ma sai, Non lo diciamo loro dove, però ne avevamo parlato prima. Esatto, è tutto troppo secret. Buon dai, alla Troppo prossima secret. che siamo distrutti. Sì, ciao Fioi, è stato Ciao. bellissimo. Stai ancora scaricando lì? No, no, ho finito. Allora, stop.